Buongiorno, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In una chiesa gremita in ogni ordine e posto, con in testa il prefetto Maria Rita Cocciufa, il sindaco Carmelo D'Angelo e i vertici delle forze dell'ordine, sono state commemorate a un anno di distanza dall'esplosione delle tubature di gas le 10 vittime della strage di via Trilussa a Ravanusa. Seduti nelle prime file i familiari delle vittime e gli sfollati, commosso, straziato dal dolore, non ha fatto altro che annuire alla parole dell'arcivescovo anche il nonno di Samuele, il neonato morto nel grembo di mamma Selene. Luigi Pagliarello ieri aveva lanciato un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché sia velocizzato l'iter dell'inchiesta della Procura. Incidente stradale sulla statale 113 tra Bagheria e Ficarazzi in provincia di Palermo. A scontrarsi, secondo i primi accertamenti, sono stati un motorino elettrico e un'automobile, una Fiat Panda. Il conducente del veicolo a due ruote di 14 anni ha avuto la peggio ed è stato trasportato d'urgenza al Buccheri La Ferla di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti di polizia per effettuare tutti i rilievi del caso e per poter ricostruire la dinamica. Rimaniamo nel palermitano. Il soccorso alpino e speleologico siciliano in azione sulle Madonie per una coppia di escursionisti palermitani dispersi nelle montagne tra Geracisicolo e Castelbuono. I due di 30 anni e 40 anni erano partiti in mattinata da Geraci per percorrere la tappa del Sentiero dei Frati, un tratto molto impegnativo di quasi 22 km con un dislivello positivo di 500 metri e negativo di quasi 1200 metri che si snota tra boschi e gole fitte di vegetazione. La coppia, tra l'altro, non aveva torce, a un certo punto hanno perso l'orientamento e sono finiti in fondo a una gola profonda lungo la quale scorre un ruscello. E ancora un incidente stradale, questa volta lungo viale Cavaleri Magazzeni, nella frazione balneare di San Leone, in provincia di Agrigento. Un 45enne di Favara, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo nel bel mezzo di un terreno contro un albero. Poi avrebbe abbandonato il mezzo tentando la fuga tra i campi, forse per non sottoporsi al test dell'alcol. Gli agenti della polizia locale lo hanno trovato che vagava tra gli alberi, sul posto anche il personale sanitario con un'ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Agrigento per gli accertamenti del caso e per sottoporre il soggetto ad alcol test. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento a mezzogiorno. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.